TAV, un progetto innovativo, complesso, da fare col bisturi per tutelare Vicenza. Sul secondo lotto il progetto ha bisogno di un lifting, evitando così ricadute in zona fiera. Per questo, sulla base delle richieste del sindaco e della giunta, il RICAV 2, per conto di RFI, ha previsto lo spostamento di un sottovia, l'eliminazione di un'area tecnica e la rimodulazione del progetto per meglio organizzare la viabilità nel quartiere fieristico durante il cantiere di Viale degli Scaligeri, quando la zona dovrà sopportare anche il traffico da e per l'autostrada. Lo spostamento dell'asse viario verso la fiera permetterà di evitare il taglio del parco di Villa Bonin e in particolare eviterà l'abbattimento di alcuni immobili strategici anche per la stessa fiera, e questo è un risultato importante con spese a carico naturalmente di RICAV. C'è poi un'altra modifica determinante richiesta dal Comune di Vicenza ad RFI e riguarda l'area della stazione SVT. Bisogna ricostruire la pensilina più a ridosso della stazione e predisporre aree di sosta in modo più funzionale al trasporto pubblico, sia durante i lavori che poi una volta ultimati. La stazione di SVT ha permesso con un accordo di avere un risparmio a carico di Comune e Provincia di alcuni milioni di euro, in quanto i lavori saranno posti a carico dello Stato, i quali faranno una serie di cantieri e di opere a loro carico proprio per garantire il trasporto urbano ma soprattutto extraurbano, e quindi delle aree di manovra all'interno dell'attuale area della stazione, che si amplierà e andrà poi verso la progettazione esecutiva, che è quella che vedrà realizzato queste modifiche.